Seconda corsa dall'Arcoveggio in 8 di nuovo femmine, questa volta di 4 anni al via. 1 Blanca Cash, 2 Godiva Doc, 3 Bargecchi ADR, 4 Bagar, 5 Bella 6 Barney Lenny, in seconda fila 7 Butterfly Horse, 8 Giochi. Match sulla carta tra Bargecchi ADR e Godiva Doc, con la lieva di Pietro Gubellini che chiude con il ruolo di favorita. Si ritrae dal 6 Barney Lenny e si parte con proprio Bargecchia e Godiva a lottare. Al largo Bella, è molto svelta anche lei ma rimane in terza ruota e poi galoppa. Insiste Bargecchi ADR all'attacco di Godiva Doc lungo la prima curva, con Godiva numero 5, che respinge Bella, squalificato. il tentativo di Bargecchi. Sissa al comando, 14-3, sgaloppa anche Bagar numero 4, e rimane così Bagar, in terza posizione squalificato. Blanca Cash, poi Butterfly Horse lungo i birilli, mentre si muove all'esterno subito Giochi, che dopo 400 metri passati in 32 risale allo scoperto trascinandosi Barney Lenny. Sulla curva di sinistra Godiva Doc guida nei confronti di Bargecchi ADR, che ha a destra Giochi, poi Blanca Cash con ai suoi fianchi Barney Lenny, alla retroguardia Butterfly Horse. 16,5 per la curva di sinistra, stoppata netta da parte di Marco Stefani con Godiva Doc, e gli 800 se ne vanno con un altro paletto comodo, 32 per la seconda frazione. E così si va con lo schema invariato verso il primo chilometro. Godiva Doc spalle indietro, Bargecchi ADR che deve subirne l'azione. 1,18,2 il primo chilometro, Giochi scoperta al largo, poi ancora Blanca Cash, Barney Lenny e Butterfly Horse. Continuano con lo schema invariato anche in 1.200, un'altra frazione in 15,9. Si va da 1,18,5 e non si accelera perché Giochi all'esterno non fa male. Allora c'è la bordata in mezzo alla pista da parte di Barney Lenny, galoppa Bargecchi ADR numero 3, e così Bargecchi Godiva Doc è in vantaggio. Barney Lenny che prova ad andare all'attacco, poi ancora Butterfly Horse, la retta d'arrivo per Godiva Doc che ha guadagnato terreno importante su Barney Lenny che prova a tornare sulla stessa, ma Godiva Doc controlla e vince facile nei confronti di Barney Lenny. Al terzo posto sprinta bene Butterfly Horse. 36 la chiusa, 1,17,5 il ragguaglio cronometrico, la vittoria in partenza per Marco Stefani e Godiva Doc, Diego Dall'Olio al training e la scuderia Blue Moon alla proprietà della figlia di Love You, che completa il coast to coast in maniera davvero facile. In errore sull'ultima curva Bargecchi ADR, che aveva seguito lungo il percorso la vincitrice, che aveva respinta in avvio. Si isola facilmente Godiva Doc, al secondo è Barney Lenny, al terzo Butterfly Horse, 2,67 l'ordine d'arrivo della seconda.